Anche oggi questo convegno ha avuto il successo come quello dell'anno scorso. Quest'anno non siamo riusciti a far partecipare tutti. Questo ci dispiace perché noi vogliamo veramente che con tutti ancora molto sia possibile, ma proprio perché l'anno scorso abbiamo visto questo grande successo ci siamo organizzati per far partecipare più persone. Ma la cosa più importante è che dall'anno scorso, dove c'erano oltre 220 partecipanti, poi ci sono state anche parecchie adesioni ai corsi FAD per chi aveva partecipato, quindi i corsi di formazione a distanza con l'ECM, ha partecipato oltre 100 persone. Non solo, ma nel corso del 2025 abbiamo organizzato dei corsi di formazione sugli argomenti che erano stati già trattati negli workshop dell'anno scorso e abbiamo avuto altri 100 partecipanti. E cioè stiamo facendo un percorso insieme, questo è molto importante. Non stiamo organizzando iniziative che forniscono informazioni, ma stiamo coinvolgendo professionisti in quello che può essere un percorso da fare insieme, proprio perché chi partecipa a questo corso sappia che può approfondire ulteriori argomenti e anche può dare indicazioni, può fornire il proprio contributo. Prova ne sia tutta la partecipazione delle call, le iniziative, fotografie, filmati che loro svolgono, perché comunque nel piccolo rappresentano anche quelle delle buone prassi, degli stimoli, delle iniziative. E questo sia l'anno scorso, che ha coinvolto circa 45 partecipanti, quest'anno sono stati oltre 50 a queste call. Queste servono proprio per dire che cosa noi facciamo nelle nostre esperienze, sia in famiglia, sia nel centro diurno, sia nel servizio domiciliare, sia nei centri sollievo, ma anche in residenza. Quindi diciamo che è veramente un percorso che stiamo facendo insieme, stiamo fornendo informazioni, dando competenze, ma al tempo stesso ne stiamo raccogliendo e condividendo. Ecco, una grande famiglia di professionisti che prosegue nel prendersi cura di chi ha veramente bisogno nelle situazioni di decadimento cognitivo. L'anno scorso abbiamo consegnato un questionario e tutti i partecipanti hanno detto che hanno partecipato volentieri per la qualità dei relatori. Ecco, gli stessi relatori che abbiamo coinvolto l'anno scorso, alcuni parte proprio anche del nostro comitato scientifico, si sono riproposti quest'anno e hanno contribuito proprio all'organizzazione di questo percorso, proprio perché hanno visto anche la validità della partecipazione, la validità del coinvolgimento, ma soprattutto la prosecuzione che c'è stata nei corsi di formazione a cui poi i partecipanti hanno dato il loro contributo e si sono iscritti. Hanno colto questo segno di continuità e si sono fatti coinvolgere. Quindi tutti noi ringraziamo particolarmente tutti i nostri relatori che forniscono questo contributo di competenza ma anche di passione. Sono diventati un filo conduttore. Noi confidiamo che anche per l'anno prossimo saranno presenti e devo dire che insomma il richiamo verso di loro del successo di queste iniziative per l'anno prossimo forse riusciamo a fare anche qualche altra sorpresa in più.